No, I'm not a writer. Comunque cane, adesso non per fare i disfattisti, però è vero che siamo venuti così alla cazzo, proprio per rilassarci, però sta zona qua, la Slovenia, mi fa un po' da far la cacca, ha un po' effetti lassativi, indipendentemente dal fatto che c'è bello, brutto, estate, inverno, primavera, autunno e Pasqua e Natale, ma lì addosso, ma non so, e mi pinza là col telefonino che va, mi dica non si può. Comunque, a parte questo, noi adesso credo che ritorniamo più verso la zona sotto il Mino, cioè quella la Slovenia che piace a noi, sotto il Mino, Caporetto, quelle zone lì. GP, giriamo di qua. Sono dei posti un po' strani, adesso speriamo non ci facciano fare le solite salite estreme, porca miseria, che ormai sto camper qua ha dato più di una moto da cross. Vedi Emi, volevo farti notare un po' di pittoresco wild. No, ecco, ci ho rovinato tutto sulle case, cazzo, stavo dicendo le cose del wild, mi apparite voi, e non potevo non farti notare questa casa un po' tipica, no? Quel tipico tetto, guarda che bella, a sinistra. Guarda questa col bastone da ninja, hai visto? Qua è pieno di cani, deve essere una cosa che adesso qua è sterrato, è meglio girarci. Ok, solite cose che facciamo noi. Allora, sì, vedi, qua è tutto tipo campi e c'è da fare le cose da CP. Sì. Wow, guarda a destra, vedi? Vediamo, vedi la GoPro? Sì, ma c'è un quadro, vero cane? Guarda che roba, bellissimo. CP, tante città stiamo vedendo. Noi adesso andiamo, vai tranquilla che andiamo un po' nel wildino io e te. E guarda qua che colori surreali, cazzo. È bello, no? Vedi, se li sta godendo anche lei. Sai, tipo tutto un po' sul grigio bluastro così. Nice. Or dunque, è notte, siamo sopra un fiume e non so dove andare, stiamo inizia la montagna qua, no? Io mi fermerei a dormire da qualche parte, sì, non ho voglia di far montagna con la cosa bagnata così qua, aspetta. Perfetto, e vai! Eccola. Ma porca puttans, funziona internet anche qua in Slovenia? Cioè mi va in roaming? Sì, non capisco se lo pago o non lo pago, in teoria io ho la tariffa fissa. Boh, ho messo modalità aereo anche perché insomma volevo un po' depurarmi o volevo staccarmi, cioè un conto è fare le foto e i video. E un conto è essere sempre connesso a quel cacchio di internet, porca miseria. Comunque, situazione, ok. Ho girovagato un po' in giro, no? Dopo ho visto che iniziavano le salite, allora ho detto no, di sera no. Ehi! Che cazzo è? Il vento. Cazzo. Si vive sul filo del rasoio, Che storia. Comunque dicevo, stavo iniziando ad essere troppo ripida alla salita e allora mi sono girato. Adesso sono effettivamente nel parcheggio del casino, ma hanno anche chiuso. No, aspetta, dove cazzo era il casino? Di là le luci nel culo, lo vedi te? Che io non lo vedo. C'è arietta. Però fa caldo, secondo me non si accende neanche la stufa stanotte. Vabbè dai,
tanto sono nel parcheggio dei Siori. Allora, come funziona quando sei in queste situazioni che sei un po' insicuro? Allora, si chiude la porta per dentro, quasi quasi c'era da chiuderla anche per fuori, ma quasi quasi. Sì, dai, si fa così. Allora, intanto le chiavi dove cacchio sono? Lasciate avanti. Porco cane, sposta questa scala. Taga l'uscio. Uoplai, permesso. Prendi chiavi. Se le dimentico sempre. Dove siamo? Beh dai, abbiamo comunque una specie di parco per quando ci svegliamo, quindi va bene, dai. Devono essere molto igienici, ora bidoni e squasse, 1, 2, 3, nel raggio di 2 metri. C'è! Cazzo alla luce. E allora mi ero fatto mettere apposta la cosa qui, vedi? Ad altezza me. Così la chiudo anche da dentro, apro la finestra e chiudo. Dove sono? Non lo so e non ci tengo neanche a saperlo, cioè, mi piace, non sto puntinando, non è una vacanza, è proprio una specie di momento di depurazione. Ho detto vado verso la Slovenia, verso di là, vado a caso, mi sono prefissato diciamo una città giusto come orientamento della serie, se ci arrivo bene, se non ci arrivo pazienza, oppure può essere che vado anche oltre e così, può essere sì che farò foto e video, sì, sicuramente farò qualche video, no? Tipo adesso non sto facendo i video, dai. Comunque dai, voi letto, dai, ci aggiorniamo domani, cius! Allora, se trovo una specie di negozio di souvenir, scusa se urlo ma non ho il microfono, devo prendere una spilletta, no? Se di quelle piatte, tipo le calamite dei free, per capirci, perché sopra ci spiacci col microfono della GoPro, no? Che avevo spaccato il piccio, quello per appenderlo nelle magliette. E così digli cane pericoloso CP in diretta dal territorio sloveno. Adesso bisogna capire come si dice cane pericoloso in sloveno perché devo tradurti. No, cosa brutta, mi va l'internet, cioè non lo so, mi ero un po' preparato con le mappe offline, tutto così all'avventura, invece adesso vai. Oh, che cacchio di giorno è cane? Devo fare anche il figo, dire data, ora e tutto quanto. Vabbè, ho il telefono, aspetta. Allora, aspetta. Sabato 31 marzo 2018, ore 12:07, posizione non lo so, qua da qualche parte in Slovenia. Ho fatto gasolio, vabbè, ho fatto solo 20 euro perché vado via sempre leggero, ma 1,2,37, cioè pensavo molto meno, tipo 1,1, una roba del genere. Vabbè, comunque è chiaro, sempre molto meglio che da noi, che è quasi a 1,4. E digli CP, non dobbiamo ricordarci, cioè non dobbiamo dimenticarci, oppure dobbiamo ricordarci di non dimenticarci che, ma non potevo fare questi discorsi con un panorama più carino, dopo mi dimentico, cazzo. Vabbè, insomma, prima di tornare a casa il pienazzo di gasolio in Slovenia. Cane, c'è stata una deviazione, ci hanno buttato un po' fuori, però vedi, a noi piace far vedere tutte queste case vecchie, queste robe tipiche in inglese, vero cane? È bello! No, bello se non te mi addosso, no? Vedi, neanche qua abbiamo fatto l'autostrada, a noi piace, siamo in contromano, può essere, ma ci hanno fatto la deviation, Cioè, non è colpa nostra, ci hanno detto loro, girate di qua, guardate che hanno una segnaletica un po' strana, vero cane? E qua sono un po' così. Bene caro CP, ora dovremo partire in salita con la pioggia, quello, vedi, quello, che ti ho sgammato, sei passato con rosso, guarda che ti stanno guardando tutti. No, linee CP, no, è passato col rosso, è un bambino cattivo. Eccoci, vai, potenza, no, niente scombattamento. E perché ho le ruote che hanno un grip estremo, è per quello. Senti Amy, senti che potenza! Potenza! Mamma mia, senti che cavalli, senti! Mega, di power, cazzo! Ehi, anche in terza! Grande! Vai camperino! No vabbè, la terza è troppo, dai, tu torni in seconda, tanto. Vai, hai dato! Digli, sì, non era male farla in terza, cos'è qua? Attraversamento orsi? Ah no, guarda. Niente da fare ragazzo, la terza proprio non ci sta, stiamo andando in seconda.
cane? Non posso andare di no, però è una bella salitina perché siamo andati subito su. La 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 di di da. La 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 la. La 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 di da. Cazzo, se sapevamo andavamo nel Triglav dove andavo in moto, Cioè se sapevamo, nel senso, tutte queste montagne, sto Ipidume, cioè qua, vai polizai, ambulanza, ciao capo, saluti. Secondo me adesso, cioè tutti questi posti qua, che sono in mezzo ai boschi, le foreste, isolati, no? Nella parte di questa est Europa che è la Slovenia per noi, no? Ci pinciamo l'orso, bisogna stare attenti, hai capito? Ci sono gli orsi qua. Dopo viene l'orso e dice, oh, cazzo vuoi? Un po' come dici te agli altri cani, no? Cioè qua è il posto mio, tutto mio. È uguale l'orso è molto territoriale, hai capito cane? È peggio di te? Wow, la vediamo la vallata a destra. Ma che cazzo, siamo alti, cane! Oh, cosa siamo? A 7492 metri. Ho la tosse. Schiariamo l'ugola. Comunque siamo alti, ecco, dai. Ma siamo sicuri che dovevamo venire proprio così in alto qua? Porca miseria. Porco alla destra, che robe, non posso neanche far vedere perché stiamo guidando, non è che possiamo fare ste robe. E questo che ha la torre ancestrale attaccata a casa. Questo ha fatto la casa e ho detto, ma sì dai, già che ci siamo facciamo anche una torre ancestrale. Eccola là. Legna ovunque, vedi? Tagliano un casino, è una delle attività principali della Slovenia, Cioè per strada trovi un casino di camion con i tronchi su, tipo questo. Diciamo che senza il sole, con questi colori, gli dà quell'atmosfera un po' malinconica. Di solito la Slovenia è veramente un po' le vallatine del Mulino Bianco, no? C'è tutto il verde con i fiori, il ruscello, l'isonzo, è molto bello. E adesso però per oggi è così. Il che non vuol dire che non è bello, è un'altra variante, un'altra visione, un'altra versione delle cose, no? Del panorama. Google Maps è stato un po' ambiguo però, perché io non volevo andare tipo in montagna, volevo stare in pianura, ma qua stiamo andando sempre più su, porca troia, vero CP. Oh dai, tanto noi dovevamo andare un po' così a casaccio. Ma sì, è un po' troppo però, Ok, diciamo che grandina di brutto, ecco dai. Sta grandinando alla grande. E io quasi non so se è una buona cosa continuare su queste salite impervie, vero CP? Era il caso di mettersi tipo qui, quasi un po', Aspetta, 4 frecce, ragioniamo, e la strada la vedo ancora abbastanza impervia, e qua sta iniziando, sì dai, retrocamera, mettiamoci qua, meet puletto. Ci mettiamo un po' qua, voilà, dai, non si va. E allora niente, dai, proseguiamo pure. È sempre più in pianeo, perché c'è grandine everywhere per terra. Che troia. Qui ci fermiamo un attimo, ragioniamo un secondo. Però cambia, sì. Eccola. Pausa, riflessione. Questa sì è ribidina, porca troia ragazzi. Che devo far pianura io? Cane, sti cazzi. Logatec, questa è la polizia. Cosa fate? Vi ho visto, porcelloni, erano là che si imbrumavano nelle scale i teenager, vero Emi? Ma noi li abbiamo sgamati,
porco cane. E allora siamo arrivati in pianura, guarda che bello che sarebbe, guarda che belle, guarda qua a destra le casette ancestrali, vedi, qua dopo sopra là nella collinetta, guarda là dritto, la chiesetta, no sta roba qua non è una chiesa questa, sopra la collinetta, vedi quella chiesetta un pochino ancestrale anche quella, e poi soprattutto, è un po' austro-ungarica, non so che cazzo vuol dire, non me ne frega niente, però è bello dirlo, cioè fa figo dirlo, capisci? Cioè è quello. È lì che dobbiamo dare il peso alle cose. Allora cane, ricordando anche a te che questo non è un viaggio, non è una puntina, ma è proprio 3 giorni di rilassamento, quindi direzione a casaccio praticamente, e ci si ferma dove abbiamo voglia di fermarci, dove reputiamo carino, e come obiettivi però che ci siamo posti in questi giorni sono 3. Allora, primo, fare un po' di spesa slovena, cioè prendere qualche prodotto un po' diverso, no? E secondo, già non me lo ricordo più, cazzo, come faccio adesso mi ho dimenticato il secondo? Ah, ecco sì, il secondo è di prendere quella spilletta, no? Quella spilla souvenir, in modo da attaccarsi il microfono, dopo faccio una roba io che non hai idea. E terzo, ma questa insomma proprio se possibile, tagliarmi i capelli in Slovenia. Sì, cioè la parte sotto, no sopra, cioè vuoi mettere, invece di andare dai soliti barbieri da noi, vai là da quello sloveno che tanto non capisce un cazzo e tu gli dici qua sotto, beh quello è un po' russo, però vabbè, e dopo comunque quei gesti gli fai capire che la parte sopra non deve toccarla e la parte sotto deve rasare a zero, no? Mi va un po' slavo, destra, no ma era piccolo. Wow, guarda che spettacolo, a sinistra le luci e tutto quanto. Cavolo, chissà se la GoPro fa vedere, ma secondo me sì, dai, solo che lo fa vedere ancora più lontano. È bellissimo, c'è una città in fondo, con tutte le luci, non so cos'è, aspetta, abbiamo preso la strada giusta? Sì. No, perché a guardare il piccio là che non finiamo in chissà che monti noi. Bello. Questa specie di nebbia, di strano, c'è anche la pioggia. È molto adventure, bello. A me piace fare queste robe perché è un po' come quando ti siedi, no? A guardarti un panorama, e io lo faccio da seduto qua, e poi c'è il panorama che cambia, no? Capisci? Wow, surreale, cavolo, proprio sta specie di nebbia stranissima. Si tieni conto che sta piovendo. Bello. CP, noi andiamo a fare una camminata qui, sì. Benissimo ragazzi, allora siamo rimontati nel nostro camperino dopo aver fatto la passeggiata così nel parco slavo col cane pericoloso, che devo imparare adesso a come si dice in slavo. Bisogna fermare qualcuno cane e chiedergli come si dice CP in sloveno, hai capito? Se no siamo sempre un po' così, cioè con la nostra cultura campanilista. Invece no, dobbiamo aprire i nostri orizzonti e le nostre visioni poliglottiche del mondo. Comunque, a parte questo, camminando con CP, occhio cosa abbiamo trovato? Allora, camminando con CP abbiamo trovato, allora, a parte sì, ok, a parte sì, ok, va bene, navigatore che ci tiene sempre a precisare. Questo Volkswagen qua abbiamo trovato, vero cane, abbiamo trovato questo Volkswagen 1, poi abbiamo trovato, vedi in fondo a sinistra, quest'altro furgoncino, no? Ok, eccolo qua, un'altra specie di camperino, ma soprattutto c'è il parcheggio dove noi adesso ci mettiamo, che è di scorario un'ora, ma domani vediamo meglio sto discorso. È di fronte al castello, ragazzo, porca miseria, guarda che roba, vista castello proprio. Allora noi ci mettiamo qua, venuto CP, nell'ultimo posto qua, ce la famo, sì, con 2 o 3 manovre, beh già una potremmo dire di aver fatto un capolavoro, però a noi piace straffare, noi siamo un po' perfezionisti, vero cane? Allora rindietreggiamo un po', facciamo così, ecco qua, va. Perfetto, eccellente, vari teenager slavi.
Vedi, vanno a farci la droga slava nei parchi slavi, cari dal Signore. La minchia, oh, ha una corrente potentissima, vero CP? E noi ci siamo fermati qui in questa città a me sconosciuta solo perché c'era la corrente molto forte. Sì. Adesso andiamo in questo parco pericoloso nell'oscurità slava. Oh, e dov'è che abito oggi? Sì, io so con maglietta da seduta. No, non so con maglietta da seduta. Oggi abitiamo... Bam! H. Allora abitiamo davanti a questo coso qua, questa specie di torrente che mi piaceva perché corre veloce, e dopo per domani mattina là si vede c'è il castello, porta schiude da sola, intanto fuori, tu non paga affitto, fuori, che cazzo. Ok, riassumendo, allora io abito lì e poi se ci spostiamo un po' più a destra, vedi? Lì c'è, sì, fammi fare, lì c'è l'entrata del castello che adesso andiamo a vedere, e soprattutto gira, si vede, no, devo ancora arrivare, giro, quanto devo girare? No, non si vede, è troppo buio. Lì c'è il castello, ah, eccolo là, adesso si vede la torre del castello. Cavolo, sembra bello, sono curioso di vederlo domani. Ok, beh, in realtà non è proprio un castello, diciamo che sono le porte di una città, di un paese, molto bello per carità, però non è proprio un castello. Guarda che figata, invece tutte le luci le vedi? No, non le vedi? Bello però.